Tota a Sardegna és rica de tradicions populars, ma l'Alguer viu aquest moment en manera del tot especial respecte al resto de l'isola. Les celebracions a les quals avui assistem són un resultat d'un lent procés de diverses iniciatives populars que havien com a scop aquell de donar més solemnitat a les diverses cerimònies, favorint una major participació del poble. Esse començaren a partir del secolo XVII. Nel corso dei secoli non subit sostanziali modifiche. Un dels elements importants de Setmana Santa és el manifest. Per ne sapere més, siamo aguts all'Istituto d'Arte dell'Alguer. Sino all'inizio dell'Ottocento gli annunci delle funzioni religiose riguardanti la Settimana Santa venivano comunicati attraverso affissioni all'ingresso delle chiese, ma successivamente, nel tardo Ottocento, le varie cerimonie venivano bandite attraverso manifesti civici, naturalmente esposti in tutta la città. Poi, naturalmente, fino ai nostri giorni, la comunicazione ci ha consentito appunto di avere una maggiore divulgazione del prodotto anche su scala internazionale, oltre che locale. L'iter progettuale comprende una serie di percorsi. Iniziamo a settembre con una serie di indagini sul territorio, partendo da quelli che sono gli aspetti religiosi, architettonici, naturalistici, paesaggistici. In realtà il disegno deve tradurre, deve rispecchiare quella che è la realtà locale, anche perché se si parla di Settimana Santa si parla di un rito che in ogni caso si svolge in tutta Italia, quindi noi abbiamo un dovere morale, quello di caratterizzare la città attraverso il volto. La Setmana Santa es comença amb la pulsació del divendres de Passió. Aquesta pulsació és nata gràcies a una família sa i facultosa que voleva rendre omatge a la Mare Dolorosa. Il simulacro de Mare Dolorosa venia portato, oltre che delle donne, vestite di scuro, della confraternita di oració i molt. La pulsació del divendres de Passió se fa avui in maniera uguale a quella di una volta. Le donne portano farols encesos de color vermella e il posto della confraternita di oració i molt è stato preso dalla confraternita della Misericordia. La confraria nasce direttamente religiosa e sociale al mateix mentre. Religiosa perché è stata la confraria, després passare a arciconfraria della Misericordia, per il gonfalò di Roma. Attraverso ciò è diventata la confraria più importante assieme a quella di orazione molt. Questa era la confraria della Misericordia che portava nostro Signore alla pulsació. Le pulsacions erano precise in aquelles di voi, anzi, senten tanti da portarla més precisa encara en allò che era primer. I erano els motets, primer lloc del camí, e invece i motets sono stati cambiati a mascoros delle persone che a mas pregaies della Setmana Santa, invocanti nostro Signore per tutte le grazie che si possono demanar. Le donne vengono al camí e sono avvertite che siano in vel negra, che siano ben vestite in modo che sia il lutto del nostro Signore. Siamo in lutto per molti del nostro Signore. L'ultim al Sant és la pulsació dels misteris. Venen portats en pulsació 7 simulacres.
che si avvisano appunto misteris. Quando si comincia per scur, il corteo esce dall'iglesia di San Francesco per arrivare a spresa a cattedrale, a un i misteri vengono sistemati a renzi dell'iglesia e al medesimo momento un capaglias comincia una predica. Verso che Calvaria. La pulsazione è accompagnata a banda musicale che sono melodie triste, mentre la popolazione la segue pregando. La tarda del Dio Santo, la gente comincia la visita a sepolcros. La tradizione vuole che vengano visitati mesi di U e a numero dispari, e a cara visita puoi lasciare un'offerta. Dall'Iglesia della Misericordia comincia la pulsazione delle selcas. Los fidels, cantanti e preganti, accompagnano una petita statua della Madonna del Sette Durols, che visitanti tutte le iglesie della Selca de Fil si dirige verso la cattedrale. Dea misericordia verso Migianit paltislo Cristo già munde a creo, accompagnati dai fedeli e dai membri della confraternita dea misericordia, che lo portano a cattedrale e lo posano al centro del presbiterio. L'importanza di questo simulacro è sicuramente una cosa che noi avantiamo a voi, è legata alla storia di questa città, è legata alla storia religiosa di questo popolo e se accabantano quest'anno di celebrare le 400 anni dell'arrivata di San Cristo alla nostra città. Una arrivata che ha documentazione storica e che partecipa il 18 di gennaio del 1606
quanto una nau che veniva da Alicante e era diretta a Genova, la Santa Maria de Montenero, fa naufragio a las aguas de Ponteconta. Entra las merces a questa nau teniva una caixa on un commerciante di Genova, Nicola Busso, portava da Alicante a Genova un San Cristo che teneva di consegna, che teneva di vendere, che aveva comprato a Alicante e che era diretta a Varazze, la teneva di consegna a Francesco Pera, che era che la via commissionara. Durante la tempesta la gente che era della nau si invocano al San Cristo, si fanno la promessa che se furono salvati, a ci conforno a ribazzare la prima terra, la furono lasciare all'iglesia che furono trovate. Lo passeggeri si salvano, resiscono a sapusare in salvo, però praticamente non fanno mai caso alla statua. Era in i passeggeri un capaglià che raccolga al commerciante la promessa che avevano fatto. Il commerciante gli deixa, gli dona facoltà di fede che si accascia lo che voleva e allora che scapaglià che si chiama Juan Muñoz recupereggia la statua e la porta a un'iglesietta che non si trova a mesi, che era accostata dell'attuale iglesia di San Giovanni che si chiama Santa Maria della Pietà. Anche la posano una cappella, la cappella che si chiama di Santa Catalina, finché che i fraras che tenevano in gestione questa iglesia, che erano i fraras minori di San Francesco, si trasferiscono nel 1718 a Rins della città della Ghia, l'iglesia che aveva si di Santa Barbara, e negli anni, dopo di una ventina di anni, si trasferiscono all'iglesia della Misericordia, dove la confraria aveva già avviato le celebrazioni della Settimana Santa, meso manco come quelle che conosciamo voi nosaltri. A che c'è la storia, la tradizione popolare è un'altra, da dire che un gruppo di marinelli, pascanti, si rende conto che la rera si scagliare al fondo, non riesce a recuperarla e dopo di un'infinità di sforzi riesce la confraria della Misericordia e quando la caccia arriva in sumo si rende conto o tene in porta e non sospetta che sia qualcosa di prezioso e effettivamente quando la obbligano si trovano davanti di questo simulacro meraviglioso che per ciò porta una pulsazione alla Misericordia de ont comincia a essere il centro di una gran pietà popolare della religiosità tagliarese. Il momento più solenne e importante di tutta la Settimana Santa è quello di Venerdì Santo, a mal di scravamento. Lo quattro baroni, seguenti la predica, non abbassano il San Cristo della Creu e lo posano al brassol. Gesù Cristo si trova davanti a questo Calvario e a questo altare è la rappresentazione ideale del suo Calvario. Baroni che sono davanti alla Creu, davagliamo della Creu. Quando Mauran elevato in terra, allora ha tirato il Zamino.
Després es comença una pulsació longa per carrer-se més luminàries cobries de vermell. I els fidels porten els farols i seguin pregant mentre la banda sona música trista. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. La conclusione della Settimana Santa sarà l'umaitì del Domenica di Pasqua, amb la pulsació d'incontro del Cristus amb la Madonna. La pulsació, accompagnata da banda musicale, després d'un breve giro per la ciutat, torna all'Iglesia della Misericordia, a un tiro simulacres vengono custoditi. En aquesta manifestació, el poble alguerès manifesta profundament l'appartenenza alla comunitat, alla cultura i alla tradició, en difesa d'un patrimoni que és considerat de gran valor religiós.